The Passo di Monte Croce Carnico has fully reopened to traffic, restoring the Italy-Austria connection more than a year after a landslide cut the route in December 2023. The 20 million euro safety and reconstruction project, partly funded by the Friuli Venezia Giulia region, included road rebuilding, rockfall protection works, and new monitoring systems. Riaperto in via definitiva il Passo Monte Croce Carnico dopo la frana del 1° dicembre del 2023, 20 milioni di euro che sono serviti non solo per le esplosioni controllate delle parti ancora non franate, non solo per la ricostruzione completa della strada, ma anche per l'allungamento delle gallerie paramassi e soprattutto l'installazione di un sistema di monitoraggio e di rete paramassi di nuovissima generazione, le prime in Italia, che possono garantire ovviamente un aumento della sicurezza rispetto a com'era la strada prima dell'evento franoso. Non abbiamo finito qui il nostro lavoro, si continua a lavorare in maniera incessante perché sappiamo che la pericolosità di un fenomeno franoso analogo si potrà ripresentare negli anni e quindi dobbiamo necessariamente trovare una soluzione condivisa tra quelle che abbiamo già iniziato a studiare